Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Penso che piano piano ci avviciniamo a quella fase di normalità che tutti vogliamo. Così il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, in merito alle nuove regole sull'utilizzo della mascherina, molti cittadini continuano comunque a indossarla, come lo stesso Riccardi durante l'intervista, un comportamento di precauzione, dice, sempre positivo, e invita le categorie fragili a procedere con la quarta dose. Vicepresidente, sono i primi giorni senza mascherine, c'è ancora tanta gente che però la indossa, anche perché va bene e forse è giusto ricordarlo che siamo fuori forse dal momento peggiore, però ancora non è finito il Covid. Beh, le stiamo indossando anche noi. Penso che sia un comportamento responsabile, poi è evidente le condizioni sono molto diverse, ma la circolazione del virus è ancora molto alta, fortunatamente senza una domanda ospedaliera nemmeno immaginabile, paragonabile a quello che abbiamo vissuto. Quindi un comportamento di precauzione è sempre un comportamento positivo, fermo restando che insomma togliere questo tipo di protezione è stato definito dalle regole, quindi insomma, io penso che pian piano ci avvicineremo a quella fase di normalità che tutti quanti vogliamo. Resta anche l'appello per la quarta dose per i soggetti fragili, è bene farla adesso perché così magari si alleggerisce anche un'eventuale quarta dose per tutti che potrebbe arrivare a settembre. Beh, sicuramente la quarta dose per chi oggi rientra nelle categorie ammesse è un passaggio importante. Io mi auguro che ci sia questa risposta e a coloro che dicono comunque ci siamo vaccinati e abbiamo preso comunque l'infezione, a quella quota parte di persone che legittimamente insomma, si fanno questa domanda e magari stanno lontani dalla quarta dose, va sempre ricordato che il vaccino non blocca l'infezione ma blocca la malattia, e questo è molto importante. Lo dice tra l'altro uno che ha preso il Covid dopo tre vaccini, 3 dosi e sostanzialmente è stato meno di un raffreddore, quindi questo è molto importante, in particolare per le persone fragili che sono inserite nelle categorie definite dal Ministero della Salute. Andiamo a vedere i dati dei contagi. Nella nostra regione 191 e 4 decessi, nel dettaglio su 1228 tamponi molecolari sono stati rilevati 60 nuove positività con una percentuale del 4,89%, 736 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 131 casi, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 166. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone, tutte donne tra 95 e 82 anni. Le persone in isolamento scendono a 23.519. E siamo alla cronaca, notizia giunta poco fa in redazione, un accoltellamento si è verificato questa mattina in un campo a Morsano al Tagliamento. A quanto si apprende, un bracciante agricolo straniero è stato colpito all'addome per poi essere soccorso dal datore di lavoro e portato d'urgenza all'ospedale di San Vito al Tagliamento in gravi condizioni. Sul fatto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Pordenone e del nucleo operativo. L'aggressore è già stato rintracciato e portato in caserma. I contorni della vicenda, avvenuta in ambito lavorativo, restano ancora tutti da definire da parte degli uomini dell'Arma, che stanno sentendo il fermato e raccogliendo alcune testimonianze. Il bilancio 2021 della Quiete di Udine chiude con un segno meno di 1.029.000 euro. Il fatturato infatti è calato dai 18.111.000 del 2020 ai 15.672.000 euro del 2021. Approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, il bilancio fa segnare una perdita fisiologica dovuta all'impatto della pandemia. Il 2021 è stato indubbiamente un anno difficile, spiega il Presidente Alberto Bertossi. Scontiamo
affrontiamo i costi dovuti alla pandemia, dispositivi di protezione personale, sanificazione e pulizie, ma soprattutto la diminuzione dell'occupazione dei posti letto, la casa di riposo che nel picco più basso ha fatto registrare 280 posti occupati a fronte dei totali 408, con una flessione del 18,8% su base annua. All'emergenza Covid si sono aggiunti gli effetti dei lavori di efficientamento energetico dell'edificio centrale che si affaccia su via Sant'Agostino. Appaltati a novembre 2020 dal precedente CDA, iniziati a maggio 2021, hanno portato via ben 40 posti letto. I lavori dovrebbero terminare tra un mese e le prospettive per il 2022 sono positive, continua Bertossi. Il costo del carrello della spesa aumenta, ma non è solo la guerra in Ucraina a gonfiare la vela dei rincari, a dirlo Andrea Freschi, presidente provinciale di Confcommercio FIDA Udine. Ora la preoccupazione riguarda l'approvvigionamento di prodotti freschi. C'è una situazione generale di aumento dei costi anche per quelli che sono i prodotti complementari ai prodotti alimentari, nel senso che ci sono degli aumenti importanti per quanto riguarda le confezioni, c'è un aumento importante per quanto riguarda la carta. Naturalmente tutto questo va poi ad influire su quello che è il prezzo finale che il consumatore va a pagare. Quindi ci sono delle tensioni in aumento per quanto riguarda i prezzi, peraltro tensioni in aumento che non sono iniziate, come magari in alcune circostanze viene detto, a causa di quella che è la situazione che c'è in Ucraina, ma in realtà queste tensioni si sono già iniziate alla fine dell'anno scorso. Un discorso a parte va fatto naturalmente per quanto riguarda gli ortaggi, prodotti freschissimi, che sono dei prodotti soggetti a quella che è la disponibilità temporale, la disponibilità stagionale dei prodotti, che in questo momento, ad esempio, ripeto, per i prodotti ortofrutticoli vedono dei ribassi anche piuttosto importanti. Ci vorrà ancora qualche mese per fare una valutazione, per avere un pochettino le famose bocce ferme, per vedere come sarà il futuro. In questo momento sicuramente merita segnalare il fatto che c'è proprio carenza di alcuni prodotti, ad esempio ci sono gli oli di girasole, alcuni oli di semi, che oggettivamente si fa fatica a trovare nella distribuzione, sia nella grande distribuzione organizzata che nella piccola distribuzione, e sicuramente questi non saranno dei prodotti che vedranno un calo nei prossimi mesi. La Procura di Roma ha impugnato davanti alla Cassazione la decisione dell'11 aprile scorso del GUP con cui ha sospeso il processo a carico di 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni nel 2016 al Cairo. Con il ricorso il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco chiede alla Suprema Corte di annullare il provvedimento del giudice che si rifaceva a quanto deciso dalla Corte d'Assise nell'ottobre scorso, secondo cui il processo non poteva andare avanti perché gli atti non erano stati notificati agli imputati. Con atto del soggetto attuatore del commissario delegato è stata firmata la revoca della gara per il rifacimento della barriera dell'Isert. La decisione si è resa inevitabile per l'aumento dei costi dei materiali da costruzione che ha completamente eroso l'utile posto a base di gara, rendendo così incongrue e prive di effettività tutte le offerte pervenute. Nelle prossime settimane, anche in funzione di come evolverà la situazione del mercato, verrà riprogrammato un nuovo bando con prezzi aggiornati. Per l'assessore regionale delle infrastrutture e territorio del Friuli-Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, che riveste anche il ruolo di soggetto attuatore della struttura commissariale per l'emergenza dell'autostrada A4, la scelta di rinviare e riformulare un nuovo bando per l'Isert è necessaria anche per garantire il livello di servizio per gli utenti autostradali, in particolare alla luce dell'avvio della stagione turistica. Musulmani in festa questa mattina per la fine del mese sacro. Il periodo di digiuni previsto da Ramadan ha visto i fedeli musulmani che vivono a Udine prendere d'assalto la moschea di Borgo Stazione. Sul posto sono giunte così tante persone che è stato necessario organizzare un doppio turno di preghiere. Scene di festa, abbracci, saluti commossi dopo un mese difficile segnato dal digiuno rituale. Oggi i musulmani di tutto il mondo celebrano la festa di fine Ramadan. Nella terza moschea di Udine, quella di Via della Rosta, nel cuore di Borgo Stazione, sono arrivati a centinaia, prendendo letteralmente d'assedio il luogo di culto che è stato costretto a sbarrare l'ingresso. Visto l'enorme afflusso, per non creare malcontento tra i fedeli, i responsabili dell'associazione I Pacifici di Udine hanno organizzato un secondo turno per permettere a tutti i praticanti di pregare in sincrono con l'imam. Non ho mai visto tante persone in vita mia arrivare così improvvisamente alle prime ore del mattino,
aumentare sempre di più e confluire verso la nuova moschea di Via dell'Arosta, dove c'è stata appunto la preghiera di fine Ramadan, la festa di fine Ramadan, a cui hanno potuto assistere solo un numero limitato di persone, mentre centinaia di altre sono rimaste fuori in attesa del secondo turno che è stato predisposto all'ultimo minuto per consentire a tutti i fedeli di poter partecipare alla preghiera e di abbracciarsi dentro la moschea. Il 5 maggio alle 11:30 a Tarviso ci sarà l'intitolazione della via cittadina all'ostetrica Ludmilla Tarman, meglio conosciuta come Zia Lilli. La Tarman, già cavaliere della Repubblica, è passata alla storia per 40 anni di professione e ha fatto nascere centinaia di bambini. Sarà presente tra gli altri la Presidente dell'Ordine dell'Ostetrice di Udine e Pordenone, la dottoressa Patrizia Milia, e altri componenti del Consiglio direttivo. Termina oggi la 74esima edizione della Sagra di Casarsa, tornata a far rivivere il paese dopo gli stop della pandemia. Battute finali per la Sagra del Vino di Casarsa, storica manifestazione tornata a far rivivere il paese dopo 2 anni di pandemia. La 74esima edizione, sotto la gestione della Pro Casarsa, ha fatto registrare un significativo afflusso di persone. Noi abbiamo puntato come volevamo ad una Sagra della ripartenza, e la ripartenza c'è stata. Anche la scelta di individuare i target su cui confrontarsi, che è stato le famiglie, una sagra popolare e la sagra per i giovani, che possano vedere anche dopo 2 anni di pandemia come si può dire, una società che si sta risvegliando. Il 1° maggio, come da tradizione, si è svolta la Marcia del Vino, che quest'anno ha toccato il mezzo secolo di vita, occasione per riavvolgere il nastro e ricordare le tante edizioni passate lungo i vigneti casarsesi. Ci siamo divertiti anche se era dura e sono nati vari gruppi in giro per il paese che poi sono diventati 2 soli e sono quelli, quindi il Ciaminari d'Inta San Giovanni con Pietro Cristante che non c'è più e con il gruppo podistico di Casarsa, e che hanno continuato a portare avanti per tanti anni la manifestazione fino adesso. Il telegiornale termina qui, ma tornerà in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata.